A quasi 15 anni, dopo 2 anni di studi privati, mi iscrissi al ginnasio di Santo Lussurgiu. Fu mio padre ad accompagnarmi. Non mi fecero storie, d'altronde era una scuola comunale, non statale. Così ripresi gli studi regolari in un piccolo ginnasio in cui 3 sedicenti professori sbrigavano, con molta faccia tosta, tutto l'insegnamento delle 5 classi. 2 degli insegnanti erano sprovvisti dei titoli, di conseguenza fu concesso loro di continuare ad insegnare nella speranza, vana, di regolarizzare la loro posizione. Alcuni docenti continentali rifiutavano il posto e così andammo avanti con i supplenti. Ero molto deluso anche perché avevo spiccatissime tendenze per le scienze esatte e per la matematica, ma le persi in quegli anni perché non ebbi insegnanti che valessero un poco più di un fico secco. A peggiorare la situazione contribuivano gli ambienti malsani, alquanto ristretti e non sufficienti ai bisogni della scuola. Anche a casa era un disastro. Abitavo nel rione Samurighessa, a pensione da una signora di mezza età, Giulia Obinu, che era stata domestica del medico del paese. La madre di Giulia mi faceva da cuoca e governante, ma ogni mattina quando mi rivedeva mi domandava chi ero e come mai avevo dormito in casa loro, eccetera. E spesso bisticciava con la figlia, per cui di solito per studiare andavo a casa di amici. Quando i sabati rientravo a Ghilarza mi beccavo sistematicamente i rimproveri dei genitori. Mamma mi sgridava perché, desiderando comprare libri e giornali, vendevo un po' delle mie scorte alimentari a gente del luogo. Chissà in quali condizioni, continuava a ripetermi, mi sarei ridotto, già così malaticcio com'ero. Cicillo, abbastanza conservatore, inorridiva vedendomi in mano quei giornalacci, tra cui l'Avanti e quegli opuscoli che Gennaro mi inviava da Torino. Ai suoi occhi era tutta stampa sovversiva. Allora lo canzonavo dicendogli: è proprio vero che discendi dai Borboni. Infine, per evitare discussioni, chiese al postino di consegnarmi personalmente la posta sovversiva e di politica in casa si parlò sempre meno. Nell'estate del 1908 presi la licenza ginnasiale a Oristano e mi iscrissi al liceo Dettori di Cagliari. Potei farlo perché Nannoro aveva chiesto il trasferimento all'ufficio del catasto di Cagliari e io sarei andato a vivere con lui. Mio fratello però a Cagliari trovò un impiego più conveniente come contabile nella fabbrica del ghiaccio dei fratelli Marzullo, così cambiò ufficio. Vivevo finalmente in una grande e vivace città, ma dovevamo campare in 2 con lo stipendio di Nannaro, 100 lire al mese. Ci eravamo sistemati in una camera d'affitto al numero 24 di via Principe Amedeo, tra il quartiere di Castello e quello della Marina. Ero sempre a bolletta, sempre con lo stesso abito, i pantaloni a tubo e una giacchetta che mi stava stretta. Nei giorni freddi sempre con la sciarpa di lana bene avvolto sotto la giacca. Non avendo tutti i libri me li facevo prestare dai compagni o dai professori, ma stavo attentissimo alle lezioni sfruttando la mia notevole memoria. Per oggi abbiamo finito, vi aspetto alla prossima puntata se volete. Arrivederci.